Olivo Facchin per quanti anni ha aperto questa porta della sua Io ho pasticceria? rilevato l'azienda nell'84 e quindi sono 38 anni. Dopodomani che cosa succede? Intanto vediamo un po' la situazione delle ferie, penso di essere in ferie per un po' di giorni e poi a settembre continuo le ferie. Scherza Olivo Facchin, pasticcere da 55 anni, da 38 titolare con la moglie Franca Stefan della pasticceria artigiana al Civico 34 di Via Belzoni. Poco reddito adesso, lui in pensione già da 3 anni, la decisione è stata inevitabile. Qua ci sono 11 negozi, di cui 9 vendono cibo e quindi la torta è sempre quella, la fetta è sempre più piccola. Cioè, Non è più un quartiere, il portello è diventato una grande residenza universitaria. forse sì, forse sì. È stato, ripeto, un calare del lavoro e a questo punto dice non vale più la pena, è proprio. Io sono innamorato del mio lavoro, sono. Un lavoro con le mani e nel cuore, fatto con passione dall'età di 12 anni, con i maestri pasticceri della città. Qual è la cosa che le piace di più del suo lavoro? Lavorare, nel senso che mi piace fare le torte, fare tutte le cose che inerenti al nostro lavoro ovviamente, ma senza problemi di orario, no, di disponibilità con i clienti. A che ora inizia la mattina di E solito? di solito verso le 5, 5 e mezza, ma quello non è il problema, sono sempre sveglio prima. Cioè alzarsi la mattina è bello secondo me. Io non so come facciano questi nuovi imprenditori che c'è qualcuno che apre alle 6 del pomeriggio e sta lì fino alle 4 della mattina. Ma è la vita distrutta. La torta di pere, di mandorle, queste 5 nella vetrina del banco, pronte per volare in Canada come tutti gli anni. A suo fianco la moglie Franca e Monica, la loro più che dipendente. Ha un ricordo particolare che si porterà dietro anche, che vuole condividere con noi? Beh, è sempre legato un po' ai bambini, ai bambini. E non so, ho un amore particolare per i bambini. C'è Alvise e la Viola, che mando un bacio. Mua! E poi c'è questa bambina che non so il nome perché è straniera e la mamma me la portava tutte le mattine, che era amante della pastina di fragole e che sua mamma ieri mi ha detto, è venuta dentro a dirmi apposta, che è andata in gita il giorno prima e piangeva. La maestra ha chiesto perché non vedrò più la Franca